Fil Rouge TV, la tua web TV. In tutti i DPCM redatti dal governo italiano non si parla mai, e dico mai, della Movida, non si parla mai degli operatori del settore, non si parla mai dei locali notturni. I locali notturni sono stati i primi a chiudere per emergenza Covid-19. Da febbraio ad oggi non si parla di una possibile riapertura. Più di 2.500 aziende, circa 90.000 operatori nel settore tra DJ, barman, camerieri, fattorini, tecnici, fornitori di audio e luci, fornitori di bevande alcoliche e non alcoliche. Nessuna risposta per loro. Noi oggi a TVTV facciamo un appello alle nostre istituzioni per chiedere una possibile ripartenza del mondo della notte. Noi non siamo brutti e cattivi. Noi non siamo le pecore nere della discoteca, della movida, del mondo della notte. Noi siamo operatori del settore che portiamo divertimento, allegria, cultura musicale. Con le giuste cautele, rispettando la distanza e la salute altrui, vogliamo lavorare. Vogliamo lavorare per noi, vogliamo lavorare per voi, vogliamo lavorare per le nostre famiglie. Giuseppe Silvestri, DJ, gestore e proprietario del famoso locale palermitano Canta Vespri. Ciao Giuseppe. Ciao Maurizio. Allora, intanto ti faccio una domandina come disc jockey, perché tu Sì. già fai il DJ da tanto tempo e grazie a questa passione poi sei passato a fare il proprietario e il gestore di locale. Come vedi la figura del DJ ultimamente? Allora, la figura del DJ sicuramente è una di quelle figure penalizzate in questa situazione, perché sicuramente è una figura collegata all'attività delle licenze con pubblico spettacolo, che sicuramente sono quelle destinate a rivedere, diciamo, una riapertura non in un imminente. futuro veramente prossimo, non imminente. Però secondo me, se posso aggiungere una mia Certo, visione, certo. penso che con lo spostamento del DJ, inteso negli ultimi anni anche come un DJ che ti fa il DJ set di aperitivo, di intrattenimento, di sottofondo, non escludo che già da quest'estate, riattivandosi anche un po' i pub, La ristorazione. i lidi, la ristorazione, comunque con tutte le limitazioni del caso che ci vorranno, non escludo che già non possano ritornare a lavorare presto, anzi secondo me sicuramente prima delle band e dei musicisti, e sono secondo me una delle categorie, chiaramente assieme a tutto quello che riguarda l'indotto della discoteca, della sera, che sono veramente molto penalizzati. Come vedi la tua azienda nel futuro prossimo? Allora, per quanto riguarda lo specifico della mia azienda, ma credo comunque tutte le aziende di questo settore chiaramente dovranno cominciare a vedere di differenziare il più possibile nella propria offerta di servizi, di prodotti, perché questa crisi, ma io parlo a livello imprenditoriale proprio in generale, qualsiasi imprenditore ha dato la certezza che sicuramente bisogna essere pronti anche a delle eventualità tragiche come quelle che sono successe, perché nessuno si sarebbe mai immaginato di trovarsi nell'arco della sua vita in una pandemia. Certo. Adesso sappiamo, e questo che è successo ci ha insegnato, che purtroppo è possibile incappare in queste situazioni. Non è detto che non risuccederà, faremo in modo che non accada, ma se accadrà ci si verrà chiesto di richiudere di nuovo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, tutte le attività, un lockdown generale. Sicuramente chi fa imprenditoria, chi vuole lanciare anche delle start-up adesso, deve prevedere delle attività che possono avere dei servizi in grado di funzionare anche in una situazione del genere. Quindi fare ad esempio ristorazione prevedendo dei prodotti che possano essere, diciamo,
consentimi questo neologismo, deliverati, quindi trasportati anche all'esterno, quindi digitalizzare la propria azienda, quindi riuscire a instaurare un rapporto con la clientela di fidelizzazione utilizzando tutti i mezzi digitali che ci sono a disposizione, sistemi sicuramente anche di prenotazione online, utilizzo di app sempre al fine di fidelizzare. Tutto questo, diciamo, questa situazione che si è venuta a creare sicuramente ha dato il via a molti imprenditori che non avevano ancora pensato a questo, di anche attivare a questo studio di quello che potrebbe essere anche la gestione della clientela nel futuro. Certo. Bene, io vorrei darti appuntamento al Cantavespri la prossima settimana, ma non posso, capisci bene che non posso, ma ti do un appuntamento al Cantavespri al prossimo... Alla prossima occasione che sicuramente ci sarà, ma neanche tanto lontano. Neanche tanto lontano. Neanche tanto Grazie lontano. Giuseppe. Grazie a te. Mario Di Ferro, amico mio, iniziamo così, Storici amico mio, amici, storici amici. amici, gestore, proprietario di locali, ideatore di locali, ma anche imprenditore, perché tu hai un'esperienza di concerti, quindi nella Più tua di vita 200 concerti, dagli stadi ai teatri alle piazze. hai fatto tante cose. Come è passato questa quarantena, Mario? Ma devo dire che sinceramente parlando non mi è andata male, perché a casa forse vivevo troppo di lavoro, quindi Quindi ti mi sei sono- riposato? Ho scoperto che avevo dei figli, Ah, bellissimo. poi ho visto molti film, ascolto molta musica, perché tu sai che ho qualche disco, anch'io, e mi sono un po' rilassato. Ho preso qualche chiletto in più, Ah, ci sta, ma ci ci sta. sta, e ora siamo pronti a ripartire. Secondo te il pubblico, la gente, ha voglia di riavvicinarsi ai locali, ai ristoranti, ai bar, alle discoteche? Guarda, tutti dicono sì, però poi va C'è. bene la mattina la corsetta, va bene la spesa, va bene il lavoro. All'uscita ancora non ci siamo. ancora- La gente è un poco, giustamente, C'è il anche un po' dubbio. preoccupata. C'è il dubbio della preoccupazione. Sì. Tu che hai avuto questa esperienza di concerti, ne parlavamo poco fa, e quindi sai come si vive nei concerti, quante persone lavorano Sì. all'interno Tutte le maestranze. dell'organizzazione dei concerti, le maestranze, o al di là dell'artista. I concerti che fine faranno, che futuro avranno? Si sta per ora studiando questa cosa, perché sinceramente già si parla dal prossimo anno minimo di cominciare a fare concerti o discoteche, cioè questi locali, questi spazi con grossi aggregamenti di persone, ma io ritengo ancora un po' prematuro, perché giustamente le discoteche, i concerti devono nascere con il contatto, Gli assembramenti, vivono di la assembramenti. folla, e anche questo, diciamo, Vivono di assembramenti. clima Però che c'è. noi in Sicilia, di questo ringraziamo il nostro Padre Eterno, che abbiamo avuto pochi contagi, abbiamo avuto pochi decessi, in atto sembra che non abbiamo preoccupazione di rinascita del Covid, quindi fondamentalmente se la Sicilia rimane blindata, come bene sta facendo il nostro Presidente della Regione e tutte le istituzioni che ci governano, secondo te fare aprire i locali all'aperto con le giuste restrizioni, con le distanze del caso, con dei provvedimenti che possono rendere sicura la salute anche se assembrati? Ci potrebbe essere un uomo, ci potrebbe essere. Quindi sì, io ritengo di sei sì. ottimista, molto Poi ottimista. più tempo passa, perché poi tutto questo è successo in 2 mesi. Lo so. Si è fermato il mondo in 2 mesi. Quindi dobbiamo capire che questa cosa è durata molto, ma sempre 2 mesi sono passati, quindi un mese già è tantissimo, un mese che passa. Quindi ritengo che a poco si ritornerà alla normalità. Bene. Per le discoteche purtroppo, che un po' anche il tuo settore è ancora un pochettino punito. Il mio settore è un poco triste, diciamo, la parola giusta spenta è una triste. luce, si è spenta una Si è luce. spenta una luce da febbraio, quindi capisci bene, tutti gli operatori del settore sono un poco, ecco, usiamo questa parola, triste, triste, perché è fondamentalmente noi viviamo di allegria, forte, divertimento, nel senso di- è come se tu tieni un leone in gabbia. Esatto. Bene Mario, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Oggi con noi qui a TVTV Antonino Casamento. Ciao Antonino, il mestiere del barman, quanto è difficile oggi fare il barman? Allora, inizialmente il barman, diciamo che erano i primi lavoretti che iniziavano a fare, le persone dicevano che cosa facciamo, dobbiamo iniziare a lavorare, finivano gli studi
cosa facciamo i barman oppure il cameriere. Diciamo che è un lavoro, inizialmente l'ho visto come un lavoro abbastanza semplice da fare. Però adesso che col passare del tempo siamo un po' più all'avanguardia, è una miscelazione un po' più futuristica. Certo. Quindi anche in questo settore bisogna studiare tantissimo impegno, ci sono sempre dei master che ti portano a crescere, a te, all'azienda stessa, personale comunque. Personale, certo. Però insomma bisogna studiare, è un campo anche questo vasto. Quindi l'impegno c'è. Questo per un attimino far vedere la figura del barman non solamente come un operatore di quello che fa divertire le persone, li fa bere bene, ma alle spalle di tutto questo, di un buon cocktail che oggi la gente pretende, un buon cocktail vuole bere bene, vuole essere servita bene, c'è uno studio, c'è un approfondimento, ci sono i master e come avrai fatto sicuramente Sì, tu certo. e anche i tuoi amici, colleghi certo. del settore. Tu un attimino, in pochissime parole, quale potrebbe essere secondo te la soluzione di un wine bar dove la gente va per bere un buon cocktail e deve andare al bancone appunto a bere? Allora, intanto La soluzione del distaccamento, la soluzione dell'igiene, una soluzione, quale potrebbe essere secondo te? intanto la parola chiave del momento è sanificazione. Quindi l'importanza intanto soprattutto è sanificare tutto il locale in per sé. I dipendenti con mascherine, guanti, un lavoro molto più pulito e preciso rispetto magari a come si lavorava un po' prima, anche se comunque i guanti si sono sempre usati, però devi fare molto più attenzione anche perché le persone devono capire che stanno bene, sono al loro agio, non hanno paura anche di stare nel locale stesso a prendere il cocktail. Grazie Antonino. Grazie a te. E in bocca al lupo. Ciao. In questa puntata di TV abbiamo parlato di discoteca, abbiamo parlato di concerti, abbiamo parlato della categoria della ristorazione. Adesso con Giuseppe Fonti parliamo di stabilimenti balneari, ma anche di discoteche all'aperto, specialmente in spiaggia. Ciao Giuseppe. Ciao Maurizio. Ciao, benvenuto. Allora, parliamo della zona intanto di Agrigento, San Leone, che è una zona bellissima della nostra regione Sicilia, frequentatissima tra l'altro. Sì, è una zona molto bella, diciamo di una costa che parte da Punta Bianca a arrivare alla Scala dei Turchi, quindi tutta la costa agrigentina, quella più famosa, dove è caratterizzata anche Da tanto turismo. visto che c'è la Valle dei Templi. Intanto Giuseppe è pronto ad aprire lo stabilimento balneare che si chiama Bella Vista, dove si può ballare nel tuo stabilimento Sì, balneare. noi si può anche fare facciamo discoteca. diciamo a 360 gradi perché iniziamo già dalla mattina con la colazione, quindi abbiamo la ristorazione, abbiamo il bar, abbiamo quasi tutto, anche facciamo delle serate a tema. Quindi molto praticamente belle. è un concentrato per farvi comprendere che non è solamente uno stabilimento balneare, ma si occupa di ristorazione, si occupa di discoteca, si occupa di stabilimento balneare. E tu in questo momento, che grazie alla regione siciliana che ha dato l'opportunità di poter iniziare i lavori di manutenzione, a che punto sei? Allora, io sono quasi pronto. Quasi pronto. Diciamo, ho iniziato subito a dargli subito una risistemata, anche se realmente non sappiamo il futuro. Certo, Anche ancora. perché le linee guida ancora non sono Molto chiare. molto precise, anche perché tra regione e regione c'è molta confusione. Tu, oltre ad avere uno stabilimento balneare, hai un locale che un locale invernale, che si chiama? Fondi World of Density. Era già pronto. Sì, era pronto. Un locale di 1850 metri quadri, già pronto, strutturalmente tutto perfetto, pronto ad aprire, ma che purtroppo non sei riuscito ad aprire quest'anno. Allora, questa è una discoteca che si trova diciamo, tra le due province, sull'autostrada, sulla 19, questa degli scrittori, che è da poco completata. Quindi si trova in territorio di Calmuto, una discoteca di 1850 metri quadrati. Con due uscite autostradali, quindi Bellissimo, parcheggi, una cosa diciamo. Sarà sicuramente un progetto che io avevo, che ci lavoravo già da un anno e mezzo per la costruzione. La discoteca doveva aprire il terzo sabato di marzo. Ma come mi è successo anche in un altro ristorante che ho aperto a Cagnetti, che ho aperto circa una settimana prima che il presidente Conte dasse l'ufficialità della pandemia, quindi ho avuto diciamo due beffe.
Grazie Giuseppe, in bocca al Grazie lupo. a voi. Ciao, ciao. Ciao. Ivan Sutera, DJ, producer e musicista, il nostro negro si può dire, eh? Sì, non è offensivo per sì, me. non è offensivo. E allora, che hai fatto in quarantena, Ivan? In quarantena però ho prodotto, cucinato come hanno fatto un po' tutti, poi nient'altro, sono stato con il mio cane Ettore, ho fatto tutto quello che potevo fare per non pensare, diciamo, alla vacanza forzata. Visto che ci saranno comunque molti locali chiusi, ci sarà un incremento dell'abusivismo, delle feste private fatte di nascosto? Come andrà? Ma secondo me stiamo un po' a ritornare a quegli anni in cui I party privati. i party privati, quelli di una volta, che non lo dire a nessuno e poi Coi biglietti. c'era il mondo là dentro. Ma secondo me andrà così, che parla sembra di vivere un po' tipo come se fosse l'uso. Sì. Però materialmente c'è un'emergenza, quindi non puoi fare molto. Anche spesso a me c'è molta diffidenza fra le persone. Quindi è difficile spesso che le persone vanno a cercarsi un party così, però c'è anche voglia e desiderio di divertirsi, perché siamo giovani adesso. Siete giovani. Siamo ancora giovani, io pure sono più verso di là tutti quanti. Allora, bacchetta magica, soluzioni. Se adesso sì. Bacchetta magica, soluzione. L'unica soluzione che può essere per quello di un vaccino. Perché materialmente non vedo altre soluzioni. Sicuramente il governo non ci sta mettendo a noi, nel nostro settore, comunque in condizioni di poter aprire e di poter fare le cose, perché abbiamo troppe restrizioni. Che ci stanno, perché comunque l'emergenza c'è, Chiaro. non è che non c'è. Il virus esiste, non è sparito. Sì, il Anche virus- se in certe zone della nostra città si pensa che praticamente non c'è. Si pensa, però con i sé e con i mano non si va da nessuna parte, quindi uno deve avere la certezza. Vedremo. Speriamo. Lo scopriremo solo vivendo. Grazie Infatti. Ivan. Prego, grazie a te. Un amico carissimo ma anche un DJ, old school possiamo dire, Gianni Guttuso, ciao! Ciao Maurizio. Allora, noi ci incontriamo tante volte in console, fuori la console, siamo il gruppo Magnifici 7, quindi fondamentalmente ci conosciamo da una vita. ci conosciamo da tantissimo, però tu fai il DJ, la figura del DJ. Tu come la vedi ancora oggi la figura del DJ? Ma la figura del DJ, parliamo di DJ professionista chiaramente, secondo me è il perno proprio delle serate, il fautore del divertimento del pubblico che interviene, per cui deve avere sicuramente l'occhio ed essere vigile su tutto ciò che avviene nel contesto che gli sta intorno. Quindi cui, possiamo dire che il DJ è un lavoratore sicuramente o appartiene sì. al mondo del lavoro? Sicuramente sì. Secondo la tua esperienza potremmo ritornare a breve a ballare in un luogo all'aperto? A ballare sì, nel modo classico della discoteca ho qualche perplessità. Non tanto, forse all'aperto sarà più facile, ma non tanto per le limitazioni. Io ho attratto la sensazione che la gente abbia ancora paura. Per cui bisogna fare un'adeguata comunicazione proprio facendo rendere conto alle persone che sono in sicurezza, e forse in questo modo possiamo, diciamo, anticipare un po' i tempi di una possibile riapertura. Quindi questo liberi tutti, tu come lo vedi? Un liberi tutti step by step, sì, oppure... Liberi tutto per me è relativo, perché tu puoi essere liberi tutti, tu puoi aprire tutte le attività commerciali, ma se non ci sono le persone che ci vanno, non è un liberi tutto. Metti la musica come il DJ set che hai fatto a casa. Che devo fare? Capisco. Credo di essere stato chiaro sì, in questo concetto. Quindi bisogna, secondo me, fare una giusta opera di convincimento
nelle masse, nell'opinione pubblica, facendole venire fuori da questo stato di terrore che c'è, con le giuste precauzioni, perché il problema è serio, quindi qua non voglio andarlo a sminuire. Però se c'è questa buona volontà, una giusta comunicazione, i giusti accorgimenti, secondo me nel giro di qualche mese potremmo cominciare, non ti dico proprio situazione di discoteca da 500-600 persone, ma qualche scena spettacolo, qualche cosa al mare, magari diurna, pian pianino, step by step, per poi arrivare a una serata dei Magnifici 7. Quella è programmata. Perché era già programmata, doveva essere fatta ed è arrivato il quindi Covid. Quindi speriamo presto di ritrovarci in una serata. Me lo auguro di cuore, perché è stata una serata indimenticabile. E quindi di ripetere. Che è nei nostri cuori. Grazie Gianni, Grazie bocca al lupo, ciao. Ciao a tutti. Roberto Masi, DJ produttore. In virtù delle tue esperienze all'estero, qual è la differenza tra le discoteche d'Europa e le discoteche siciliane? Le differenze sono tante, i club europei hanno un'altra cultura, un altro modo di porsi nei confronti della clientela, da noi ci sono molti più vincoli, in Europa è un po' più allargato, ecco, sia negli orari che nelle aperture, insomma, sound system, spettacolo, artisti, sotto tanti punti di vista. Parliamo di questa quarantena. Cosa hai fatto in quarantena? Ho suonato, come sempre. Hai suonato. Hai fatto le dirette anche tu? Qualcuna. E che ne pensi dei DJ che fanno degli altri DJ che hanno fatto le dirette? Anche in balcone qualcuno? Perché no, anzi, hanno un po' alleviato questo problema della quarantena in casa. Bene, parliamo della figura del DJ. Secondo te perché il DJ non è riconosciuto come un vero lavoratore? Non lo so se non è riconosciuto, penso che il problema per ora sia, diciamo, per tante categorie di professionisti, non solo per i DJ. Secondo me chi può dimostrare di lavorare, chi ha la Impulse per esempio, può ricevere qualcosa. E quali sono i tuoi progetti per il futuro? Senza la musica. Il tuo nuovo progetto video? Questo è stato, parli di Covid-19, sì, è stato un progetto che abbiamo fatto con un poeta pugile inglese, lui ha fatto il testo, ha scritto il testo, io ho fatto la musica e Salvo Puccia ha confezionato il tutto con delle immagini e un videoclip molto bello. A TVTV, l'amico Nunzio Borino, DJ. Ciao Maurizio. Com'è andata questa quarantena? Come è andata la quarantena? È stato un periodo di pausa, l'ho visto, insomma, l'ho vissuto così, sono stato in casa con la mia figlia, musica, ho rivisto tutti i vinili che ho accumulato in questi anni. Ma anche tu hai fatto le tante dirette, Facebook, Instagram? Assolutamente sì, ne ho fatte parecchie, ma perché l'ho visto come un modo, insomma, di collegarmi alla gente, che era una comunicazione. Sì, è stata insomma, mantenere quella che era la comunità virtuale della musica, insomma, abbiamo fatto sì che fondamentalmente di ritrovarci. L'interpretazione è che ogni DJ ha mandato un messaggio al proprio Assolutamente, pubblico. Io ci sono, io sono qua, state con me, il contatto esatto, questo è il contatto che veniva a mancare, perché virtualmente, insomma, non esisteva questo contatto fisicamente, ma la musica arrivava dove doveva anche arrivare. Perché i tuoi progetti? I miei progetti, io sto creando chiaramente delle connessioni al di fuori della Sicilia, al di fuori dell'Italia. Certo. Sto cercando di coinvolgere parecchi artisti. Anche perché tu fai un certo tipo di musica che sappiamo vive un'atmosfera diversa da quello che può essere una discoteca normale. Qui è molto difficile. Anzi, a proposito di questo volevo chiederti, l'ultima volta leggevo appunto sui social che c'era questa polemica sul reggaeton, cioè nel senso che tutti i DJ che hanno fatto dirette, hanno registrato,
fatto? Hanno fatto tutta musica diversa, Sì, tutti, house, tutti. afro house, club house, Chiaro. deep house. Quasi nessuno ha fatto il reggaeton. Ma è bello che ci sia, dico, latente comunque questo tipo di scelta musicale, quindi magari se si potessero esprimere in maniera differente, se il pubblico fosse più recettivo magari proporrebbero un altro tipo di musica. Attenzione, non abbiamo niente contro il reggaeton, Assolutamente no. perché sicuramente è un'ottima musica e lo ha dimostrato il fatto che è a livello Sicuramente mondiale, riconosciuto alle masse. riconosciuto a livello mondiale. Però logicamente i DJ devono proporre la musica che più Chiaro. è consona a loro, ma è consona anche al pubblico, perché tu Chiaro. sai meglio di me che quando vai in una discoteca tu non proponi la tua musica, ma poi alla fine sono loro che ti danno. Sicuramente, però devi dare qualcosa di tu, lo devi trasmettere, Lo devi altrimenti trasmettere. diventeresti un jukebox. Grazie Nunzio, ciao! Grazie a te, ciao. Goodbye, world. I'll see you in the next life.